buona giornata a tutti dal Sensitivo Alocchi. Niente, ho sentito ieri sera su Quarto Grado che a Trieste sono vicini a una svolta per il fatto di la morte di Liliana Resimovic. Sono veramente, se fosse vero, sono veramente contento, però anche sono pienamente convinto e ribadisco che questa svolta non riguarda né Sebastiano né tantomeno il figlio, ma riguarda sicuramente una terza persona. Comunque, da ciò che vidi io con i miei strumenti, Liliana non si è suicidata, che non aveva nessun motivo, e nel posto dove è stata ritrovata non c'è andata da sola, qualcuno ce l'ha portato dopo la morte, ecco. Spero che questa magistratura a Trieste stiano veramente vicino alla svolta, almeno Liliana possa avere giustizia, non come, non come mi è successo a me, che oltre ad avere ragione, credo, riteniamo al 100% per la morte della mia povera mamma, il tribunale di Civitavecchia, il giudice Sodani, ci ha condannato a pagare 8.000 euro oltre che noi riteniamo dalle regioni, perché se non c'erano responsabilità da parte dell'ospedale San Paolo di Chiecchia, mi spiegassero perché mia mamma il 13 gennaio del 2015 è deceduta a distanza di oltre 7 anni ancora, non lo so, non lo sappiamo. Ecco amici, solo questo, rinnovo, spero tanto veramente che sia una vera svolta e che il responsabile della fine appunto di Liliana Resimovic venga assicurato alla giustizia. Di nuovo amici, buon proseguimento di giornata a tutti, buona domenica dal Sensitivo Alocchi di Puglia.